Dottor Nordio, è possibile che si crei un quartiere in Italia come quello di Molenbeek, ricordiamo appunto il quartiere belga covo di terroristi? Ma direi che intanto speriamo di no, direi che questo è molto difficile proprio anche per la differente struttura delle aggregazioni italiane e poi anche per la diversità della storia dell'immigrazione. Il Belgio, come la Francia, come la Gran Bretagna, hanno tradizioni imperiali, lo stesso Belgio pur essendo un paese molto piccolo aveva dei forti domini appunto imperiali e loro erano abituati a questa immigrazione che poi è diventata incontrollata ma che loro comunque avevano in un certo senso accettato nel corso degli anni e dei decenni, per non dire dei secoli. In Italia tutto questo non c'è, è stata un'immigrazione improvvisa e anche massiccia e tra l'altro continua ad aumentare. Non ci sarebbero nemmeno i quartieri, per rispondere alla sua domanda, per mettere queste persone, non ci sarebbero nel tessuto sociale urbano che abbiamo noi, per fortuna, perché sarebbero dei ghetti, ma nello stesso tempo anche sollevando il problema di dove si possono collocare queste persone. Si vede che in questo momento tutti i sindaci sono in forte disagio perché non si sa dove collocare gli immigrati. E questo è un problema che continuerà perché non si capisce quale sia il numero e il limite fino al quale, ammesso che ci sia, il nostro Stato è disposto ad accoglierli. Questi sono i problemi, più che quello della creazione di un ghetto che, ripeto, da noi vedo come molto difficile. Quando le pongo la domanda penso magari a Marghera, a Mestre o alcuni quartieri qui di Padova o in altri territori in Veneto, forse pian pianino si stanno creando? Certo, qui dipende molto anche dal controllo delle amministrazioni locali, è ovvio che se arrivano migliaia o decine di migliaia o centinaia di persone, rimangono qui e sono senza casa, senza lavoro e senza denari, il primo palazzo abbandonato, la prima fabbrica abbandonata, per legge di natura viene occupata da loro. Questo è un problema che va affrontato in modo razionale e non in modo emotivo dalle autorità competenti. Ma è la gestione dei